Buongiorno amici di Matto Scacco, spero che stiate bene. Allora continuiamo a guardare da vicino il torneo dei candidati. Ricordiamoci che in questo super torneo si sfidano 8 super grandi maestri e il vincitore avrà la possibilità di sfidare l'attuale campione del mondo in carica, Ding Liren, per contendersi il titolo di campione mondiale di scacchi. Ci sono favoriti, le cose stanno andando magari in modo diverso rispetto a come ci aspettavamo, ma ricordiamoci che siamo solamente al sesto turno e si continuerà a giocare fino al 22 di aprile, quindi la classifica si potrà totalmente ribaltare e alla fine di questo video vedremo com'è messa la classifica. Voglio ora presentarti questa partita tratta dal quinto turno. Oggi si giocherà il sesto tra Alireza Firouzja col bianco e il grandissimo Hikaru Nakamura con il nero. Giocatori che non hanno bisogno di presentazione. Andiamo a vedere come si è comportata questa partita. Cavallo F3, cavallo C6 e ormai, ecco, qui volevo spendere giusto due parole sulle 4 e 5. 4 e 5 è sì la mossa che fanno i principianti, ossia la prima cosa che ti insegnano è il pedone 4 e il nero che faccio, rispondigli uguale. Questa è la prima cosa che ti insegnano e in un primo momento, nel mio primo periodo scacchistico, a un certo punto quando mi sentivo un pochettino più bravo, disdegnavo i 5, dicevo ma questa è la gioco dei principianti, quindi mi avevo provato di tutto, ho provato la francese, ho provato la siciliana, avevo provato di tutto e credo che sia anche corretto sperimentare, per poi ritornare nuovamente su E5, perché non a caso tutte le partite che stiamo vedendo per ora stanno aprendo con E4, E5. Chiaro, sono partite che aprono con D4, non si può rispondere con E5, ma stiamo vedendo che E5 è sempre più scelta dai grandi maestri e questo merita ovviamente attenzione. Abbiamo visto sempre la partita spagnola in questi giorni, finalmente arriva una possibile partita italiana. D3 si rientra così nel gioco pianissimo, nel giuoco pianissimo, i piani di gioco del bianco sono sempre gli stessi, quello di preparare la spinta su D4 e anche rapide espansioni sull'ala di Re. Vediamo come decide continuare Hikaru. H6, interessante. Qui in genere si vedono mosse come A6, D6, Arrocco, ma sono tutte mosse che prima o poi debbano essere fatte. Anche A6 viene fatta, B4 sono tutte mosse standard, alfiere E7, donna B3 con attacco subito su F7, Arrocco per impedire tutto ciò. A4, e qui il bianco sta prendendo parecchio spazio. D6 però è tutto spazio che sicuramente si può prendere, ma il nero non ha debolezze. Il nero è solido come una roccia, ha questa bellissima catena di pedoni, tutti i pezzi sono difesi, non può pensare di spingere B5 altrimenti ti arriva questa ed è veramente brutta come posizione. Quindi in realtà la posizione, benché il bianco abbia già 3 pedoni sul centro contro un solo pedone centrale, la posizione è assolutamente pari. Cavallo BD2 per il bianco, che in queste posizioni come le italiane il cavallo in realtà adesso magari seguirà una serie di manovre, sta molto bene per esempio anche in E3 dove può saltare F5, casa critica e D5, quindi possibili le classiche manovre di questo tipo o di questo tipo. Cavallo B8, anche questa sembra una mossa strana, ma devo dirti che anche al motore, no, il motore non la suggerisce ma non gli dispiace e non è una mossa così stramba, ok? Viola tutti i principi dell'apertura, non muovere lo stesso pezzo in apertura, sviluppa i pezzi che ancora ti mancano da sviluppare, invece in questo caso il cavallo torna a casa, ma questa è una rimanovra tipica anche della Ruy Lopez, dove questo cavallo viene poi rimesso in D7 e rimanovrato eventualmente sempre in G6 oppure può supportare pezzi e robe varie. Arriva D4, spinta sul centro, cambio e adesso veramente il bianco ha un centro folle, ha 4 pedoni centrali fortissimi, in realtà scusa, i pedoni centrali sono 2, volevo dire pedoni avanzati sulla quarta traversa, 4 pedoni avanzati sulla quarta traversa, mentre il nero non ha nessun pedone sul centro. Per come ci hanno insegnato a noi vedere il mondo degli scacchi, conta tutto quanto sei avanzato coi pedoni, quanto controlli il centro. Se dovessimo basarci solo su questo, allora la partita è vinta dal bianco, perché
la casa di 5 è ipercontrollata dalla donna, dal pedone, la casa E5, C5 è ipercontrollata da questi pedoni e dai cavalli, allora il bianco dovrebbe avere un vantaggio abnorme, ma qui siamo in totale parità. Guardiamo cosa ci dice la barra laterale, più 0.11, parità assoluta. E allora com'è possibile che il nero è così in ritardo di sviluppo? Non ha pedoni sul centro, ma la partita è pari. Semplice, perché il nero non ha debolezze e non si vede come il bianco possa ora crearle in poco tempo. A5 adesso è il nero che cerca di creare debolezze, per esempio dopo un'ipotetica spinta in B5 magari si crea un buco in B4 e insomma il nero poi potrà sfruttare questi buchi, quindi è interessante queste aperture dove il bianco è subito avanzato con i pedoni, in realtà poi sono delle aperture a molla, no? Dove alla fine devi comunque poi avanzare a un certo punto con uno di questi pedoni e si vanno a creare dei buchi. E5 arriva questa avanzata e ora cavallo in H5 con l'idea di saltare in F5 tipica, F4 scusatemi, tipica casa importante dove si attacca anche il punto F2. Arriva ora B5, cavallo F4 con attacco sul pedone, ora andrebbe benissimo un arrocco normalissimo, ma qui Nakamura, scusate, Alireza decide di giocare pedone G3. Si scaccia questo cavallo. Il cavallo può andare tranquillamente in H3, ma non è così che va in partita e a quel punto ovviamente impedisce l'arrocco, ma si potrebbe fare una sorta di arrocco manuale con re G2 e la torre libera di andare. In partita invece arriva un controgioco. Tu mi attacchi il cavallo, io ti attacco l'alfiere. E questo controgioco è molto forte perché ovviamente se tu mi attacchi il cavallo così ti rovini anche l'arrocco. È vero che si apre la colonna G, questo è da considerare, ma è molto interessante. Niente, Alireza non ci sta nel perdere questo alfiere e perciò gioca alfiere F1 dove dà una mano anche a controllare H3, anche se ciò non impedisce al cavallo di andare in H3 poiché è supportato dall'alfiere. Ad ogni modo Nakamura decide di retrocedere col cavallo in E6, una mossa comprensibile perché attacca il pedone debole in D4. Ricordiamo perché il pedone è debole, perché non è supportato da altri suoi pedoni in catena. Quando un pedone è difeso solo da pezzi, e per pezzi noi intendiamo tutti tranne i pedoni, è un pedone debole, quindi inizia una leggera pressione lungo questo pedone. Alfiere in G2, pedone C6, arrocco corto, cavallo D7, alfiere B2, entrambi i giocatori sviluppano il proprio schieramento e ovviamente l'alfiere va a dare una mano a questo pedone debole. Cavallo in B6, B per C6, B per C6 e adesso qui c'è una situazione molto simmetrica e carina, quindi i pedoni del bianco che vanno in questa direzione, ricordiamoci che i pedoni ti indicano il lato della scacchiera dove dovresti agire, quindi il bianco dovrebbe attaccare sull'ala di re e anche il nero dovrebbe attaccare su quest'ala, ma la cosa più interessante è che entrambi i giocatori ora hanno una debolezza, il pedone di 4 era debole sin da prima, ora il pedone C6 è anche debole. Questo pedone difficilmente potrà essere spinto, numero 1 perché dopo una spinta e dopo i vari cambi il pedone D diventa un pedone isolato, ma è proprio anche difficile poi progettare questa spinta, cadrà facilmente il pedone D, quindi pedone debole con pedone debole. Alfiere C3, C5 da parte di Nakamura e adesso il bianco deve prendere decisioni, deve capire cosa fare, perché se non lo lasci fare è probabile che il nero spinga in C4 creandosi un pedone passato che crei problemi, ma prima mossa intermedia, attacco doppio sul cavallo che va difeso e ora arriva D per C5, alfiere per C5. Donna in B5. Qui c'era la possibilità subito per Alireza di andare in vantaggio di un pedone e ce l'abbiamo sin da prima in realtà. Ce l'abbiamo sin da prima, da qui, da questa posizione. Alireza poteva andare in vantaggio di un pedone, come con alfiere per A5, deviazione del difensore e a questo punto dopo il cambio, il bianco è in vantaggio di un pedone. Perché non è piaciuta questa continuazione a Firugia? Non tanto per questa cattura che il nero si riprende il pedone di vantaggio, non ce ne frega niente, è tanto questa, la creazione di questo pedone passato. Per questa ragione in partita rinuncia
a giocare questa cattura, rinuncio al pedone per giocare questa continuazione. Ovviamente questa mossa con l'idea, dopo di fare ancora una volta alfiere per, torre per e donna per b6, così almeno avendo catturato questo pedone mi sono tolto il problema di questo pedone passato. Ma il problema è che dopo la cattura ora il nero può catturare d'alfiere, quindi super protegge questo cavallo, quindi il giochino in pratica ora non è più disponibile. Donna per b5, donna c7, attenzione a vari attacchi di scoperta, raggi X, scacco, poi ti mangio qui, insomma ci possono essere robe strane. Attenzione, attenzione. Torre, ovviamente, senza sapere né leggere né scrivere, difendiamo questo alfiere, mettiamo un attacco a raggi X contro la donna si sposta e si crea un altro attacco a raggi X. Guardate come questa partita è piena di attacchi molto velati, donne 2 ovviamente per difendere subito il punto. Ecco, un mio consiglio personale derivato anche dalla mia esperienza e tante legnate che ho preso: quando iniziano ad esserci minacce a raggi X che al momento magari non sono realizzabili, ma nel giro di qualche mossa il nostro avversario potrà darci qualche fastidio, difendete. Difendete, perché dopo ve ne pentirete, a meno che non avete qualcosa di più interessante da fare. Arriva alfiere F1 con l'idea di mangiarsi la torre, cavallo C4 molto interessante, arriva ora cavallo B3. Perché Alireza non cattura questo cavallo? Con l'idea, se mi catturi io ti catturo C4 e poi ti mangio la torre. Non si può catturare in C4 perché ovviamente c'è sempre poi l'attacco su F2 con scacco e vari problemi. Quindi tornando a noi, viene giocata cavallo in B3, attaccando l'alfiere che si ritira in B6, torre in D1 attaccando il pedone debole e il cuore anche, se vogliamo, del nero, donna 8 che difende, alfiere G2 che dà una mano a guardare questo cavallo debole, attacca raggi X sul centro e ovviamente anche sulla donna. Cavallo C5 con l'idea di andare in E4, peccato che ovviamente il bianco può cambiare questo fortissimo cavallo. Adesso qui arriva un punto molto importante. Bisogna capire che cosa fare. Qui ho già evidenziato quella che possa sembrare essere la mossa più naturale. Un cavallo al centro che controlla tutta la situazione, tiene a bada il suo alfiere, blocca il pedone isolato, un principio fondamentale, libera il proprio alfiere, quindi sembra veramente essere la mossa più naturale e anche la prima del motore. Rimanovrare questo cavallo. In partita però Alireza decide di giocare cavallo in H4, facendogli perdere gran parte del vantaggio. Cavallo B6, alfiere D4, segue una serie di cambi con attacco sempre sul pedone debole, torre in A7, H3, torre C7 e adesso ancora una volta il bianco deve inventarsi qualcosa da fare. Io impazzisco per queste posizioni dove a un certo punto qui ti chiedi: ma che cacchio posso fare? Sì, più che puntare tutti i miei pezzi qui sopra, magari posso raddoppiare la torre, magari metterci dietro anche la regina. Che posso fare di più? Peccato che se magari lascio andare troppo questo pedone poi mi cade, no? E quindi magari non ho troppo giovamento, anzi se mi cade questo pedone poi lui c'ha questo pedone passato che mi può creare problemi, quindi è difficile. Alireza trova il modo di creare comunque un qualcosa da fare, G4, creare un attacco con i propri pedoni del re e più in generale quello di andare a supportare il cavallo in F5 e andandolo a piazzare in una casella ideale dove potrà rompere le scatole in tutti i modi e ovviamente potersi anche sacrificare contro il re. Donna C8, evitando anche cavallo F5 e raddoppiandosi con la torre, donna in D2, torre in C5 difendendo, donna F4, torre in E8 e adesso arriva cavallo F5 che è veramente forte poiché minaccia il doppio con cavallo D6. Alfiere per, pedone per. Qui la posizione del bianco mi piace parecchio. Questi due pedoni sono molto forti, possono essere spinti per creare indebolimenti. Mi viene in mente F6, una spinta secondo me molto interessante dove poi F6, poi cade questo, la regina inizia a ronzare attorno all'avversario, secondo me è molto interessante. Donna C7 arriva, torre in E1, cavallo D7, spinta in E6. Ovviamente ora si chiede anche un cambio di donne che arriva, donna per, torre per, cavallo F6 e torre in D4, attaccando sempre la debolezza.
re in F8, ricordiamoci che nei finali il re va portato in gioco, torre D2, pedone per, re in E7 e torre B2. Arriviamo ora in questo finale, e lo vediamo subito, dove per ora siamo in parità di materiale, ma succederà a breve un po' di casino. Torre G2 attaccando questo pedone, spinta, attenzione, 2 pedoni passati per il bianco. Interessante, partita molto interessante, questo alfiere sta svolgendo un ruolo importantissimo, un ruolo di bloccatore, supporta l'avanzata dei propri pedoni. Cavallo D5, attenzione che anche questo cavallo è molto forte, può bloccare, può andare in attacco, veramente molto forte. Torre in E4, prima che questo cavallo possa bloccare l'attività anche della torre, torre in E4, attacchiamo il pedone debole, cavallo in B4 attaccando l'alfiere, prima mossa intermedia con sacrificio di pedone, torre F2, altra intermedia, scacco, ricordiamoci che c'è sotto l'alfiere ma è scacco, torre in F5 e adesso bisogna procedere. Torre per F5, re per F5, adesso attenzione che ci sono scoperte, ma in questi casi le scoperte non funzionano perché se la torre dovesse andare via da qualsiasi parte, dare scacco, facendo scacchi di scoperta, lo scacco di scoperta svanirebbe dopo la cattura dell'alfiere, e anche questo tipo di mossa con scacco in realtà non porta a nulla perché poiché poi il nero si prende questo pedone che è ciò che tiene in vita il bianco. Motivo per cui viene giocata ora la mossa E7, punto esclamativo, con l'idea di sacrificare sia l'alfiere che ovviamente anche il pedone. E infatti è così che va la partita, promozione a donna, e arriviamo in questo finale molto, ma molto difficile. Abbiamo il compenso da parte del nero che ha 4 pedoni contro 2 del bianco e la torre. I pedoni del bianco non hanno alcun futuro per essere spinti a promozione, l'unica cosa che può fare il bianco è cercare di contenere i danni e magari iniziare a papparsi qualche pedone, soprattutto questo, il vero cruccio è catturarsi questi pedoni avanzati, ma il cavallo ovviamente se andrà via da qui prima o poi, il re sembra abbastanza vicino a questo pedone. Cavallo in F4 che attacca questo pedone debole, che anche se lo avanzi fai poco, questo pedone ormai è perso. Per difendere questo pedone significherebbe portare il re in H2, ma portare il re fuori gioco nel finale non è una grande cosa, il re deve essere centralizzato. Re F1 viene giocata D3 con l'idea di impedire al re di entrare ed attaccare il pedone, quindi ci vorrebbe un giro più lungo per attaccare questo pedone, per esempio via così o via così. Arriva re F2, cavallo per e re in E3. La situazione è totalmente pari, è tutto sotto controllo, ma ora la tensione gioca brutti scherzi. G4, la mossa giusta. La mossa giusta perché Nakamura sta giocando su 2 fronti e ci sono piccole tattiche. Ora, con un pochettino di ragionamento, penso che qualsiasi giocatore di livello intermedio possa capire, qui ci vuole un attimino anche di calcolo proprio preciso, possa capire che questa mossa fa perdere il bianco. Perché? Perché allontana il re dalla difesa di questo pedone e soprattutto questa torre farà fatica ad intervenire e dare una mano su questo pedone, e adesso lo vediamo, e qui ci vuole anche un attimino proprio di calcolo. La mossa che faceva stare in vita anche il bianco senza troppi problemi era questa qui: torre di 8, ti mangi questo pedone con la torre e qui lo tieni a bada col re e basta, c'è poco da fare. Però in partita non va così, con 1 minuto e 36 sull'orologio, quindi sta per finire il tempo per Firouzja, gioca la mossa. Guardate la barra laterale, re per D3. Boom, partita vinta per il nero. Perché partita vinta per il nero? Il pedone va in G3, tra l'altro questo pedone è supportato dal cavallo. Sembra che la torre possa andare indietro, per esempio magari uno scacchino, la mossa che viene giocata, e su questa mossa il bianco abbandona. Perché? Perché se ora la torre si mettesse qui dietro a dare uno sguardo a questo pedone, comunque questo pedone non riesce ad arrivare a promozione, perché non riesce ad arrivare a promozione, e qui il bianco è obbligato a catturare, altrimenti alla prossima veramente va a promozione, ma sulla cattura arriva il doppio. Fantastico, Nakamura l'aveva calcolato, aveva preparato questa trappola e ovviamente
qui siamo tutti bravi a parlare con calma, con un computer davanti, dal divano di casa propria, ma con un minuto contro Nakamura non era poi così semplice. Da vedere che questa mossa qui non funzionava perché poi c'era un doppio tra re e torre. Povero Ferrugia si è mangiato l'amaro in bocca, a questo punto gli sarebbe servito perché andiamo a vedere un po' la classifica. Alla fine del quinto turno, in testa alla classifica abbiamo Gukesh, Nepomniachtchi, grandissimo giocatore, io faccio il tifo per lui perché deve tornare un'altra volta a fare la rivincita con Dingli Ren. A seguire con 3 punti Fabiano Caruana, 2 punti e mezzo a pari merito Pragna e Hikaru, 2 punti Vidit e settimo, ottavo posto a pari merito, 1 punto e mezzo Abasov e Firuja. Bene, seguiremo questo torneo da vicino, fatemi sapere cosa ne pensate di questo finale, a me è capitato tantissime volte di perdere così nei tornei dal vivo, nei finali con poco tempo, e siamo esseri umani fatti di emozioni, forse anche questo che rende il gioco degli scacchi così fenomenale. A presto!